Allora, stiamo parlando di Sani in Veneto per scoprire le opportunità, le possibilità che offre. Prima di entrare nel merito degli anziani, che è un aspetto molto interessante, volevo sapere da lei, direttore, ma questo è un fondo, tutti i fondi sono così oppure... No, sorrido perché decisamente no, non sono tutti uguali. Ormai l'assistenza sanitaria integrativa va molto di moda, ce la offrono dal supermercato alle banche che chiamano a casa, poi ogni contratto collettivo inizia a avere i suoi. In realtà se sono davanti alla scelta, se ce l'ha nel contratto, adesso magari ne parliamo un po' sulle diverse tipologie, però poi se scelgo una tutela volontaria a supporto, meglio capire quali sono le logiche alla base. Beh, anche per quelli, come dicevo, garantiti all'interno di un contratto ci sono fondi molto diversi tra loro e principalmente, lo dicevamo prima, conta molto la tipologia di soggetto che eroga. Molti fondi ad esempio hanno dietro una compagnia assicurativa che è un soggetto profit e quindi semplicemente per natura una parte delle risorse devono rimanere a questi soggetti, mentre noi siamo un ente nato dalla bilateralità e quindi non abbiamo alcun interesse diverso che dal supportare la nostra platea di iscritti. Dall'altra noi siamo un fondo che ha scelto un modello territoriale, ma perché la sanità nei fatti è territoriale, cioè c'è una declinazione di LEA, c'è un ruolo di una regione che funziona magari a seconda della regione più in modo diverso, ecco, più o meno bene, e c'è anche un'offerta diversa di strutture presenti. Nel nostro caso, avendo delle parti sociali venete, abbiamo potuto costruire un nomenclatore, che vuol dire semplicemente un elenco delle prestazioni sanitarie rimborsate, che è tarato sulla realtà del Veneto. Questo è qualcosa che distingue appunto da altri fondi nazionali che hanno un modello cosiddetto verticale, coprono solo i loro iscritti, un pezzettino per ogni regione. Noi siamo un fondo che è riuscito appunto a sviluppare un sistema che è semplice nella richiesta e anche che con molte modalità di richiesta. Abbiamo un'area web che funziona, quindi io posso andare presso la struttura sanitaria, recuperare la fattura e caricarla in autonomia, ma soprattutto abbiamo scelto un modello con anche un valore umano, la presenza dei nostri più di 200 sportelli presso le nostre parti costituenti, in cui c'è un'informazione sulle tutele date, c'è un caricamento della domanda di rimborso gratuito per l'iscritto e anche una intermediazione in caso di problemi. Ecco, questo è un nostro punto di forza. Leggo un messaggio rapidissimamente che è arrivato dalla regia, eccolo qua. Ma i rimborsi vengono fatti dalla regione e in che tempi? I rimborsi vengono fatti dal fondo, fondo. Nel senso, noi siamo un istituto nato dall'interno del contratto collettivo dell'artigianato e migliorativo di quello veneto. Sono tutti rimborsi che poi non sono soggetti a tassazione, il contributo versato dall'azienda è deducibile e questo agevola anche la fruizione della cosa, insomma. Certo, rapidamente perché volevo dare anche un cenno ai over, ci sono delle due convenzioni importanti con delle USL, vero? Sì, noi abbiamo già rinnovato perché l'avevamo fatta in modo sperimentale prima, ma l'abbiamo rinnovate, due convenzioni una con l'USL 8 di Vicenza per una scontistica per quanto riguarda l'intramenia e dei pacchetti diciamo di prevenzione. Tra l'altro proprio siamo vicini, appena passata la festa della donna, proprio l'8 marzo è partito un pacchetto di prevenzione adatto alle donne di visita ginecologica. Ce n'è un altro che è sempre attivo in questo momento per i fisiatra. E poi nel tempo ne apriremo degli altri. Abbiamo poi una convenzione con l'azienda ospedaliera di Padova per, gliela dico semplicemente, per gli esami del sangue, che il lavoratore, l'iscritto, va a farsi gli esami e non serve che paghi il ticket, viene pagato direttamente dal fondo. Questo è un passaggio, intanto è il primo fondo che ha una convenzione del genere in tutta l'Italia.
Ma è importantissimo, proprio per quello che lei diceva all'inizio della trasmissione, in questo momento dove le famiglie hanno delle carenze, diciamo, sanitarie, hanno problemi di tipo economici, per come dire, hanno un potere d'acquisto che si riduce sempre di più, molte volte sono costretti anche a posticipare, diciamo, alcune esigenze sanitarie. Se invece non hanno l'obbligo di pagare subito il ticket perché lo paga direttamente il fondo, allora si può fare anche, come dire, entrare anche in una prevenzione, e questo è importantissimo per garantire la salute. Certo. Per le persone più anziane c'è qualche diritto? Sì, come dicevamo, il lavoratore dipendente è iscritto in automatico per garantire questo diritto contrattuale, e il fondo ha attivato nel corso di questi 12 anni di vita, ha introdotto delle tutele volontarie. C'è una tutela per i familiari, come dicevamo, dei dipendenti, c'è una tutela per tutti gli artigiani, i titolari d'azienda, anche non artigiana, e i collaboratori e i loro familiari, e poi abbiamo, visto che siamo una tutela contrattuale, arrivavamo all'età massimo di 67 anni o il pensionamento. Dall'anno scorso sono nate le tutele over, che danno la possibilità a chi è stato iscritto nel fondo di proseguire fino a 75 anni. 75 anni con un pacchetto che ha anche le spese dentarie, che copre anche in caso di non autosufficienza. Famosa LTC? LTC sì, ma non solo, perché c'è stata tutta una riflessione. Queste sono situazioni che purtroppo impattano in modo sensibile sulla situazione personale, familiare, lavorativa, e quindi il nostro fondo è uno dei pochi che interviene in modo diverso, sia con la rendita fino al perdurare della non autosufficienza, quindi anche quando non è iscritto, sia con una tantum, perché purtroppo queste persone devono fare dei lavori a casa o all'auto, sia anche con dei servizi che abbiamo chiamato di tutoring assistenziale, quindi alle persone gli viene spiegato l'evoluzione nel tempo della propria situazione, e anche sia i contributi anche di altri enti dove può trovare i servizi e le cure necessarie. Importante che Sani in Veneto oltre alla non autosufficienza dell'iscritto, garantisce anche la copertura di questi servizi di accompagnamento, di orientamento, anche al lavoratore che è semplicemente caregiver, quindi ha all'interno del proprio nucleo familiare una situazione di non autosufficienza. Questo è importante. Fino a 75 anni questo? Fino a 75 Perché anni. in realtà questa benedetta non autosufficienza adesso arriva, per fortuna, per carità, 85, quindi lì non c'è. Sì, noi abbiamo fatto un primo passo, però se il pensionato va a comprarlo presso anche una società assicurativa, gli costa più di 2.000 euro, perché il rischio è più alto. Noi, avendo una platea ampia, riusciamo ad abbattere sostanzialmente. Esatto. E anche altre prestazioni, insomma. Infatti, questo fondo quindi si cumula un'eventuale copertura assicurativa privata o va in alternativa? Cioè, se uno ha stipulato una propria assicurazione non interviene? Lo chiedo a lei, Presidente, ma il direttore vuole rispondere? Sì, può essere cumulativo. Noi siamo un fondo, l'assicurazione è una cosa a parte, per cui se un lavoratore, un iscritto ha già fatto un'assicurazione, può ricevere, diciamo, il sostegno da entrambi. Quindi questo è importantissimo, è molto importante, assolutamente sì. Esiste solo Sani in Veneto, anche Sani in Lombardia, Sani in Emilia, perché questo effettivamente è significativo. Esistono altre esperienze di fondi territoriali, noi siamo il fondo che ha più iscritti, proprio perché abbiamo la platea dell'artigianato in Veneto è molto vasta, ci sono ai 130.000 da carrozziere, elettricista, conciatore, estetista e via dicendo, e si sommano poi le tutele volontarie che dicevamo prima, che sono in forte aumento perché c'è sempre più interesse a coprire l'intera famiglia di fronte a queste necessità. Buongiorno, ho visto sul vostro sito che esiste Sani in azienda, è valido anche per le partite IVA e liberi professionisti? Grazie. Sani in azienda copre oggi tutti i titolari, soci e collaboratori di un'azienda artigiana con o senza dipendenti, perché noi siamo il fondo dell'artigianato. Abbiamo esteso anche a tutti quelli che sono datori di lavoro anche di un'azienda non artigiana, quindi basta che l'azienda non artigiana abbia dei dipendenti o dei collaboratori. Comunque noi siamo a disposizione poi. Quindi non il libero professionista? Se ha dei collaboratori, se ha dei dipendenti, sì.
Se non ce li ha, no. No, quindi la condizione sine qua non è che abbia Sì. dei lavoratori, quindi la piccola e media impresa, faccio l'esempio, può essere, quindi è stata estesa, però comunque c'è la bilateralità di base, quindi questo nasce con gli artigiani, potrebbe essere esteso anche alle aziende se c'è questo rapporto di bilateralità, cioè quindi le parti sociali si mettono d'accordo con le parti datoriali, giusto? Questo potrebbe avvenire nel futuro, ma No, adesso non c'è, però dico, sì, ipoteticamente potrebbe Ipoteticamente, avvenire, insomma, sì. perché come tipo di tutela è molto... Accanto all'artigianato, tra i nostri iscritti ci sono anche tutte le scuole di formazione professionale che sono molte meno come dipendenti e hanno scelto di aderire al nostro fondo. Le parti sociali hanno valutato e dato l'estensione. Questo è importantissimo. Siamo arrivati al termine, vi avrebbero tante altre domande, ci sarebbero, però insomma vedremo magari in proseguo. Io la ringrazio Presidente di essere venuta con noi, grazie Direttore per la vostra esaustività e per aver soddisfatto alcune esigenze anche di conoscenza dei nostri telespettatori e naturalmente grazie ancora, buon lavoro a voi cari, ci vediamo presto, rivedete la puntata su YouTube e sul web.